Amici di DirectaSport.it, un cordiale buon pomeriggio, benvenuti a una nuova edizione di Directa Sport News, la striscia dedicata al mondo dello sport dilettantistico di DirectaSport.it. Iniziamo ovviamente da quelli che sono gli eventi del weekend, essendo oggi giornata di venerdì, allora iniziamo dalle eccellenze dello sport sardo, cioè dal Cagliari che sarà impegnato domenica sul campo del Napoli. L'imperativo con la salvezza matematica in tasca è quello di evitare le brutte figure e chiudere la stagione al meglio. Tornerà nell'11 titolare Marco Sau, mentre la buona notizia della settimana è il ritorno alla corsa anche di Daniele De Sena, che prosegue il programma di riabilitazione volto al pieno recupero del centrocampista per l'avvio del ritiro estivo che, come sapete, avverrà ancora una volta a Peio e ad Arizzo. Ma la notizia della settimana è certamente la posa della prima pietra del Sardegna Arena, e allora ecco il nostro servizio che racconta come sta venendo alla luce lo stadio provvisorio del Cagliari. Si chiamerà Sardegna Arena, un nome forse minimalista, ma che ribadisce in pieno la volontà del Cagliari di confermarsi squadra simbolo dell'intera regione. Lo stadio provvisorio del club rossoblu è stato presentato mercoledì mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta sul manto erboso dello stadio Sant'Elia. Impianto che dopo 47 anni di onorato e tribolato servizio si appresta ad andare definitivamente in pensione. Presenti Tommaso Giulini, numero 1 di Via Mameli, il presidente della regione Sardegna Francesco Pigliero e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Tutti all'unisono hanno sottolineato il clima di grande armonia che ha guidato le parti nell'approvazione del progetto, che si spera possa prendere forma entro il 20 agosto, data d'inizio del prossimo torneo di Serie A. Sarà dunque una corsa contro il tempo, quella che vedrà protagonista la Blue Shark, impresa incaricata della realizzazione dei lavori. La nuova Sardegna Arena avrà una capienza di 16.000 posti complessivi, 3.000 nella main stand, avrà un costo di circa 8 milioni e mezzo di euro, interamente a carico del Cagliari Calcio, e ospiterà le gesta dei rossoblù per almeno 3 campionati. La tribuna centrale sarà quella dello sfortunato stadio di Isa Arenas, già da tempo smontata e pronta a essere rimessa in piedi. Il resto della struttura sarà completata dalle 3 tribune di tubi innocenti che da quasi 15 anni poggiano sulla pista di atletica del Sant'Elia. Al progetto lavoreranno intensamente per 4 mesi circa 150 operai, impegnati nell'impresa di consegnare la struttura nel più breve tempo possibile. La Sardegna Arena sarà il primo passo verso la realizzazione dello stadio definitivo, la cui data di consegna è prevista entro il 2020, anno della festa per il centenario del Cagliari Calcio. Rispettare i tempi, un'altra impresa nell'impresa. Questo dunque il servizio dedicato alla posa della prima pietra del Sardegna Arena. Parliamo invece adesso di pallacanestro, lo facciamo con l'altra eccellenza del basket sardo, cioè la Dinamo che è stata sconfitta al termine di una gara altalenante. Sassari ha compromesso questa gara con un avvio del secondo quarto e qualche distrazione di troppo nella decisiva volata finale. La Dinamo a una sola giornata dalla fine della fase regolare occupa la quarta piazza, ora a pari punti con Reggio Emilia e Trento. Una di queste sarà l'avversario nei quarti di finale scudetto, con la speranza che Sassari possa agguantare la quarta posizione, che vale il vantaggio del fattore campo nella serie. Dunque una sola strada per i sassaresi, vittoria a Caserta senza se e senza ma per continuare a sognare nel massimo campionato di basket. E torniamo a parlare di calcio, lo facciamo parlando dell'Olbia in Lega Pro. L'Olbia che è a caccia della salvezza diretta con Arezzo, si giocherà domani alle ore 15:30, e se l'Olbia dovesse in qualche modo vincere e il Prato pareggiasse o dovesse perdere, sarà dunque ancora Lega Pro per la formazione gallurese, che dunque continuerà a difendere una categoria che è stata riconquistata l'anno scorso dopo 38 anni di assenza. Parliamo ovviamente in questo caso di quella che fu la terza serie nazionale. Gli aretini però attenzione, perché hanno ancora qualcosa da chiedere a questo campionato, perché cercano infatti un miglior piazzamento playoff. E allora entriamo un po' ora nel focus principale del nostro lavoro, c'è lo sport dilettantistico. Parliamo di Lega Nazionale Dilettanti, perché c'è una grande favola che si appresta ad arrivare con tutta probabilità ai titoli di coda, e quella
dell'Arzachena, prima in classifica, Arzachena che affronterà l'Alba Longa domenica in casa al Biagio Pirina. Ecco il nostro servizio. Appena 90 minuti separano l'Arzachena dal sogno della promozione in Lega Pro. Contro l'Alba Longa, in un Biagio Pirina annunciato vestito a festa come mai successo prima, gli smeraldini metteranno in campo tutte le loro energie per centrare un passaggio al calcio professionistico mai avvenuto in oltre 50 anni di storia. Il cammino verso la quarta serie, storico successo che solo poche squadre sarde sono riuscite a raggiungere, è figlio di tanti padri, su tutti la forza del gruppo, e di uno strepitoso Andrea Sanna, il bomber che in questa stagione ha messo insieme ben 20 reti in 29 presenze, 7 di queste decisive per l'epilogo di gara degli Smeraldini. Un successo proietterebbe la squadra di Mauro Giorico in quarta serie, riavvicinando l'Olbia Calcio e stringendo con essa il secondo polo calcistico dell'isola dopo Cagliari. Due squadre nel professionismo calcistico metterebbero in evidenza il nuovo potere economico di una Gallura che in appena 2 stagioni ha abbandonato un'era e abbracciando in un'altra. E così andrebbe in soffitta il derby Olbia Tempio, braccio di ferro tra bassa e alta Gallura, che per decenni ha infiammato tifosi e diviso la politica, e nascerebbe il nuovo confronto tra forze turistiche targate Aga Khan e Costa Smeralda. Per i 90 minuti che valgono una stagione, la società del presidente Menio Fiorini ha chiamato a raccolta l'intera comunità arzachanese di 14.000 anime. La prevendita dei biglietti è iniziata da tempo. I tagliandi possono essere acquistati nelle 2 rivendite di Piazza Risorgimento. I cancelli del Biagio Pirina saranno aperti a partire dalle ore 14, un'ora prima del fischio d'inizio, per gestire al meglio l'afflusso degli appassionati che vorranno trascinare gli eroi biancoverdi al completamento di una grande impresa di sport e orgoglio per la propria terra. E allora noi saremo in terra gallurese, proprio ad Arzachena, per raccontare gli ultimi 90 minuti di questo girone G della Lega Pro. Con la grafica che ci è fornita dal nostro Andrea Marongio andiamo allora a vedere quella che è l'ultima giornata del girone D, perché attenzione, c'è l'Arzachena che gioisce, ma sarà anche un pomeriggio di grande attesa, di grande tensione per altre 2 realtà isolane. Parlo ovviamente del Muravera e della Torres. Vediamo adesso dalla classifica quella che è la posizione occupata dai sarrabesi e dai torresini, perché ci sarà con tutta probabilità un vero e proprio finale thriller per le 2 formazioni. E allora anche in questo caso ecco il servizio su Muravera e su Ritorno in eccellenza. Per Franco Palleschi, segretario dei sarrabesi, ecco il nostro servizio tra Muravera e Torres. C'è chi gioisce, ma c'è anche chi vivrà col patema d'animo gli ultimi 90 minuti della serie di ricalcio. Per Torres e Muravera, quello di domenica non sarà un facile pomeriggio da digerire. I sarabesi sono infatti chiamati a una secca vittoria sul campo dell'Ostiamare, anche se impegnata nella difesa della quarta piazza, per evitare di essere invischiati nell'eventualità di uno spareggio thriller con la Torres. Il piccolo vantaggio dei gialloblu starà tutto nella possibilità di giocare per 2 risultati su 3. Solo una sconfitta e una concomitante vittoria dei sassaresi in casa con l'Avezzano condannerebbe infatti la squadra del tandem Concas Franco al mesto ritorno in eccellenza. Per Franco Palleschi, segretario dei sarabesi, il vantaggio mentale è invece tutto per la squadra toresina, che avrà in testa un solo risultato. Ma diciamo che il vantaggio mentale a questo punto potrebbe averlo la Torres, però io non credo che una squadra come l'Avezzano voglia o possa regalare qualche cosa agli avversari. Non sta nel DNA delle squadre che giocano in questa categoria. Ecco. Dal mese di febbraio intanto la squadra del dimissionario Marco Piras è stata affidata al tandem Concas Franco e ha saputo tenere la barra dritta, trovando punti su diversi campi, compreso quello difficilissimo dell'Aquila. Cos'è cambiato? Non è cambiato assolutamente nulla. Abbiamo avuto anche delle difficoltà a portare avanti il discorso per varie vicissitudini, un po' di sfortuna a livello tecnico, anche poi a livello dei calciatori. Quando stavamo raggiungendo qualche serenità nella fase offensiva, Clovis, la Wawa, si è fortunato e ha dovuto abbandonare. Quindi forse siamo in credito noi con questo campionato, siamo in credito di punti, siamo in credito con la fortuna. Speriamo di chiudere in positivo la domenica prossima. E alla domanda se i sarabesi temono l'eventuale spareggio della Torres, Palleschi risponde: assolutamente no, perché la squadra di Muravera nei momenti in cui ha dovuto affrontare
importanti, come dire, situazioni importanti, non si è mai tirata indietro e ha tirato fuori l'orgoglio e la compattezza della squadra. Tutto sereno invece in casa Latte Dolce. Forti dei 34 punti, 12 in più dei cugini della Torres, i ragazzi di Paba hanno da tempo festeggiato la salvezza, saltando a pie pari la roulette dei play-out e lasciando al San Teodoro l'incognita finale, col vantaggio del turno casalingo in programma il prossimo 21 maggio. Per sorridere, in una fase così delicata, viene così in aiuto il regolamento. Se dopo 120 minuti sarà infatti ancora parità, a festeggiare sarà proprio la squadra gallurese. E allora avete visto, saranno davvero 90 minuti di grande tensione, quelli che domenica si giocheranno in terra gallurese, ma anche per Muravera e Torres. Adesso torniamo a parlare di basket, lo facciamo con le vicende del Sustentus Sestu che non è riuscito a chiudere con la seconda gara dei play-out, la corsa salvezza in terra vicentina. Si è resa in maniera abbastanza netta la formazione di Marco Sassaro, e allora vediamo il nostro servizio curato dal nostro Roberto Rubio. Sarà la bella del Palamellano a stabilire chi tra Sesto e Vicenza potrà ottenere la permanenza nel campionato di Serie B. È fallito infatti l'arrembaggio dei pirati in terra veneta, con i padroni di casa della Trama Rossa che hanno pareggiato i conti nella serie grazie al successo ottenuto giovedì sera al Palagoldoni con il punteggio finale di 72-50. Gli uomini di Silvestrucci con le spalle al muro hanno reagito a dovere, conducendo l'incontro dal primo all'ultimo minuto grazie all'ottima vena dei fratelli Andrea e Umberto Campiello. Quest'ultimo in particolare si è rivelato decisivo ai fini della vittoria biancorossa, facendo registrare 24 punti e 12 rimbalzi. Il Sustentu dal canto proprio non è mai riuscito a rispondere all'aggressività, spesso e volentieri anche sopra le righe, dei rivali, come sottolineato dal tecnico Marco Sassaro. Siamo stati assolutamente contemplativi, abbiamo guardato le cose che Vicenza ha messo sulla partita e anche quando siamo riusciti in 2 occasioni a ricucire parzialmente lo strappo non abbiamo mai probabilmente avuto la vera voglia, la vera sensazione di poter acchiappare il match. Se in più si aggiunge che Vicenza ha messo molta cattiveria su questa partita, credo che siamo molto ben informati di come giocare, di come presentarci a gara 3, ed è un qualcosa probabilmente che esula dal fatto del tecnico e che invece abbraccia più l'aspetto, come dire, emotivo. Domenica a Sestu si preannuncia grande battaglia, con le 2 formazioni che lotteranno allo spasimo per scongiurare il ritorno in Serie C. Credo che domenica Vicenza troverà, perché ci sta facendo la richiesta di avere un atteggiamento diverso. Di certo non ho nessuna voglia di vedere alcune delle cose che ho visto anche stasera, che però erano giuste, perché se c'era un'ultima spiaggia, adesso l'ultima spiaggia è per entrambi e quindi a malincuore dovremo ovviamente, come dire, tenere testa anche a queste cose che penso non servano, perché Vicenza ha vinto sul campo, vinceva tecnicamente, vinceva fisicamente, anche senza bisogno di tutta una serie di componenti che a me personalmente non piacciono. Al tecnico dei Pirati fa eco il capitano Fabio Villani. Loro hanno iniziato la partita come l'avremmo dovuto iniziare noi, hanno iniziato a picchiare, qualche contatto duro subito. L'arbitraggio un po' così, però noi non abbiamo reagito a questa cosa. Noi domenica sappiamo già come dobbiamo iniziare la partita, dobbiamo accoglierli come loro hanno accolto noi oggi. Appuntamento allora per domenica alle 18:30 al Palamellano per una gara senza domani. I bianco-blu si giocheranno il tutto per tutto, sperando di avere nuovamente nella propria rotazione Dario Scodavolpe, che sta cercando di... Allora, con questa promessa di rivalsa da parte dei Pirati andiamo a vedere il quadro dei play-out. Come detto, gara da inferno o paradiso. Gara 3 dei play-out si giocherà domenica al Palamellano. Noi ovviamente saremo ancora una volta presenti con le nostre telecamere. Il match sarà ancora una volta trasmesso sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV, perché c'è davvero da stare vicino alla formazione di Marco Sassaro. A Vicenza il nostro Roberto Rubio, l'occhio attento, il nostro Roberto Rubio ha catturato anche un ospite particolare. C'era Manuel Vannuzzo, l'ex capitano della Dinamo, che come saprete ha un legame di amicizia con la dirigenza del Sustentu. Sentite cosa ci ha detto. Manuel Vannuzzo, spettatore interessato questa sera a Vicenza. La tua amicizia con l'Accademia Sestu, insomma, è nota a tutti, questo ci farei anche il tifo, insomma.
Sì, quest'anno abbiamo finito abbastanza presto il campionato, io ho i miei che vivono qui a Venezia, quindi ho colto l'occasione per venire a vedere Sustentu. Come hai detto tu, ho tanti amici, farò il tifo per loro anche se sono, diciamo, più di casa qui, però diciamo che voglio continuare a godermi un po' di pallacanestro, visto che quest'anno abbiamo finito il 20 di aprile e non c'è occasione di stare in campo, almeno me la godo dagli spalti. Si è parlato di un tuo possibile approdo anche a Sesto come giocatore, insomma ne hai parlato in un'intervista qualche settimana fa, vuoi tornare su questo argomento? Ma sono tutte cose che si parla, ti dico, devo un attimino capire adesso rientrando a Sassari cosa mi proporrà il presidente, non nascondo la voglia di continuare a giocare, però le scelte si faranno tra qualche giorno. Ripeto, c'è grande amicizia con lo staff di Cagliari, quindi non nascondo che ci fosse la possibilità mi farebbe piacere. Da lontano che idea ti sei fatto su questo campionato del Sustentu? So che insomma hai avuto modo di seguirlo varie volte, ci sono state delle difficoltà iniziali, poi l'arrivo di Samoggia ha praticamente rialzato la squadra, insomma che idea ti sei fatto? Ma sì, loro chiaramente da neopromossi hanno fatto un po' di fatica all'inizio, hanno avuto questa grande opportunità di inserire Giuliano, che comunque conosce molto bene il campionato e ho sempre pensato che potesse giocare anche un pochino più in alto, gli ha svoltato un pochino la stagione, è chiaro che è difficile, poi ora si giocano tutto in queste partite, i play-out si sa se è dentro o fuori, non sono partite semplici. Chiaro che loro vogliono provare a chiuderla subito perché da quello che so vogliono cercare in tutti i costi di mantenere la categoria. Passiamo anche alla Dinamo che ha perso ieri, però è stata protagonista fino adesso di un campionato ottimo. Sì, sono partiti male, hanno lasciato diversi punti all'inizio, poi si sono un pochino assestati. Penso che abbiano fatto il campionato che si erano prefissati a inizio stagione, comunque sono arrivati ai quarti in Coppa, hanno fatto la finale Coppa Italia, adesso cercano di giocarsi il quarto posto per la griglia playoff, loro puntano a passare almeno il primo turno per avere le coppe l'anno prossimo, poi il resto è tutto solito, grande entusiasmo, grande euforia e adesso mi godrò anche lì qualche partita di playoff. Allora, torniamo ancora una volta a parlare di basket, dopo aver visto le gesta del Sustentu. Andiamo in Serie C Silver, dove l'Esperia Cagliari si appresta a prendere parte alla fase nazionale per la promozione in Serie B, avventura che inizia proprio in questo weekend. Io ringrazio e saluto perché ci è raggiunto in studio Antonello Secchi, uno dei rappresentanti della gloriosa scuola Granata, una Esperia che prova a fare la voce grossa e tornare nei piani che un po' competono al sodalizio del presidente Giovanni Zucca. Io direi, Antonello, ci guardiamo il servizio relativo all'Esperia e poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Servizio. Tutto pronto per il via della fase nazionale del campionato di Serie C Silver. L'Esperia Cagliari, laureatasi campione regionale dopo mesi di corsa solitaria in vetta alla classifica, proverà a ripercorrere le orme del Sustentu Sestu, che 12 mesi or sono guadagnò l'approdo in Serie B sbaragliando la concorrenza con 6 successi in altrettante gare disputate. Il cammino dei Granati inizierà questo sabato alle 20:30 sul campo di Battipaglia, formazione che ha ottenuto il primo posto nel girone campano superando nei playoff prima Sarno, capolista della regular season, e poi Angri nella finalissima. Con pagine attrezzata nonostante gli addii a stagione in corso degli stranieri Knežević e Wilson, la Treofan punta forte sulla propria difesa, la migliore di tutta la C-Silver campana con appena 59,5 punti concessi a gara. Uno dei terminali offensivi di maggior prestigio della compagine arancio-blu è invece quel Giovanni Ausiello, spesso e volentieri di scena sui parquet sardi nel corso del suo triennio a Cassino. È una squadra che ha cambiato un po' volto durante l'anno perché in Campania c'erano diversi stranieri che caratterizzavano le squadre che però a un certo momento del campionato per un cambiamento del regolamento sono dovuti andare via e quindi hanno lasciato posto ad altri italiani. Battipaglia comunque non è rimasta ferma ma si è rinforzata, che ha cercato altri giocatori sul mercato, è diventata assolutamente competitiva. È una squadra
che è abbastanza coperta in tutti i ruoli, ha soprattutto negli esterni la sua forza, è una squadra che tende a giocare sul perimetro, è molto pericolosa a 3 punti, anche se non disdegna il gioco sotto canestro, avendo 2 giocatori fisicamente importanti. Per gli esperini ci sarà da fare i conti con le difficoltà portate dal mese di sostanziale inattività, con la fase a orologio del torneo sardo che si è conclusa oramai da quasi un mese. Nel corso delle ultime settimane lo staff Granata si è concentrato parecchio sotto l'aspetto fisico e atletico, fondamentale contro avversari dalla spiccata dimensione interna. A sporcare il cammino di avvicinamento dei cagliaritani è stato però l'infortunio al ginocchio rimediato da Putignano, che sarà costretto a saltare l'intera fase nazionale. Noi siamo molto fiduciosi, è chiaro che dobbiamo fare a meno di uno dei nostri giocatori migliori, che purtroppo in quest'ultimo periodo ha avuto un infortunio abbastanza serio, per cui non potrà essere dei nostri. Sto parlando di Putignano, che chiaramente un po' sposta le dinamiche della nostra squadra, però sono fiducioso perché abbiamo visto durante l'anno che siamo capaci di grandi prestazioni, tutti hanno la possibilità di giocare questo campionato al meglio delle loro possibilità, quindi sono fiducioso. A Battipaglia l'Esperia cercherà di cominciare nel migliore dei modi la propria scalata verso la 3ª divisione del basket nazionale, anche se sarà fondamentale far bottino pieno soprattutto nel fortino di via Pessagno. Non si può pensare di conquistare il primo posto perdendo le partite in casa, quindi in casa dobbiamo assolutamente vincere e cercare di fare qualche exploit fuori casa. Allora, si inizia a fare sul serio in casa Esperia, Antonello. La Serie B è certamente una categoria che deve essere di pertinenza dell'Esperia, vista la gloriosa storia della società. L'Esperia ha avuto dei passati in Serie B che sono stati gloriosissimi. Mi ricordo la prima persona che mi viene in mente è Nanni Danilo, per esempio, che ha giocato anche vari Macellari, Serie B. Adesso l'Esperia è abbastanza difficile, il campionato riserva delle difficoltà perché Battipaglia sicuramente è una società che, sì, è vero, non ci sono più gli stranieri che fanno parte della regular season, però sicuramente... Ma l'Esperia comunque deve cercare di fare il suo, quello che è il Cuore Granata. Il Cuore Granata non era soltanto un nome, ma è la verità, cioè in casa si è sempre dato tanto filo da torcere anche a squadre che erano molto blasonate, però poi è venuto fuori quello che era il gruppo squadra, che è quello poi l'arma vincente di una squadra di basket, che non sono soltanto i singoli, ma è un po' la squadra che deve fare la differenza. Ricordiamo anche un po' con l'aiuto della grafica offerta dal nostro Andrea Marongi, quello che è il raggruppamento che vedrà protagonisti i Granata. Ci sarà anche, come vedete, la polisportiva Battipagliese, primo avversario in trasferta dei ragazzi di coach Fioretto domani, e poi ancora il CUS Genova e la Virtus Civitanova. Con Antonello Seghi però parliamo anche di un altro bell'evento in programma domenica 14 maggio, sempre sui campi di via Pessagno, si chiama Baschettari anni 70. Allora lascio a te la palla per raccontare di che tipo di festa dello sport, del basket sardo si fa. Sì, niente, il 14 maggio è un po' la festa di chi è nato nell'annata 57, cioè tutti quanti noi facciamo i 60 anni e quindi ci piace ricordare attraverso una kermesse baschettara appunto degli anni 70, che sono stati gli anni gloriosi, che noi abbiamo conosciuto il basket attraverso le gesta di Brill Cagliari. Noi eravamo tutti ragazzini, noi parlo delle annate che vanno dal 54, 55 fino al 58, 59. Eravamo tutti ragazzini nelle categorie allievi, cadetti, juniores, bazzicavamo un po' nei campi, noi c'eravamo del Brill e quindi al palazzetto, ma perché no, anche quelli dell'Esperia e della congregazione dell'Aquila, tutte le squadre cagliaritane che hanno calcato tutti i campi importanti delle società sportive importanti hanno vissuto degli anni meravigliosi e splendidi. Abbiamo conosciuto tutti i maggiori giocatori più importanti della Serie A e il Brill e la gesta del Brill hanno fatto in modo che conoscessimo una pallacanestro importante, e cerchiamo di rivederci assieme anche alle compagini femminili, perché non dimentichiamoci che c'era un CUS Cagliari che giocava in Serie A con tante nostre amiche che facevano i campionati juniores e Serie A, e perché no la Virtus, Veritas,
Visnova, Sforza, Cagliari, c'era la Sforza addirittura, noi ce l'avevamo alla fiera, al campo C c'era la Sforza, contemporaneamente c'era il campo A, giocavamo noi del Bril, e quindi ci scambiavamo spesso, ci sentivamo i fischi della signora Spinetti che si allenava nel campo B e con Franco Carpinetti che allenava il campo A, era meraviglioso, era una famiglia bellissima e ci piace ritrovarci così fra amici, un po' vecchietti, un po' come dire, ma qualcuno ancora è tante perché molti continuano a giocare. E tanti sono ancora protagonisti nel mondo del basket, una lunghissima lista, oltre 40 i partenti, tanti quelli che hanno già dato l'adesione, e non è soltanto gente che vive ancora in Sardegna, leggo un Mario Boaretto che arriva a Mario vive a Verona, quindi alcuni sono ancora fuori, quando gli ho telefonato dice ma no, ma veramente, ma come, sì, molti erano increduli, ma veramente dai, mi fa piacere, sono 25-30 anni che non lo vedo, cioè è un'occasione per ritrovarsi, rivedersi, e perché no, scambiare due parole, essere un'altra volta, anche perché non c'è mai stato, sono sicuro che ci saranno tante forme affettuose di ritrovarsi, e il basket è soltanto un mezzo, un tramite, perché è un modo di rivivere alcune sensazioni di corpo. E noi saremo lì domenica 14 maggio sui campi dell'Esperia dalle 18 alle 20 per raccontare insieme a quello che fu il settore giovanile del Bril in quegli anni, la classe, i ragazzi della classe 54, 55, 56, 57 e 58, coloro che sono davvero alle porte dei 60 anni. Saremo lì per raccontare una bella giornata di sport. Io ringrazio Antonello Secchi e noi cambiamo ancora una volta argomento, parliamo questa volta di futsal. Saranno i 40 minuti più importanti della stagione, quelli in programma domani al Palasport di Viagiotto a Sydney. Per la squadra del presidente Mauro Mo, in piena corsa per i playoff scudetto della Serie A Elite di calcio a 5, l'imperativo contro Breganze sarà vincere e farlo ribaltando il 2-3 dell'andata in terra vicentina. Sydney ha chiuso il Gold Round al terzo posto con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 3 KO. Peggio ha fatto la squadra ospite, sesta con 10 punti, 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Le Venete rappresentano però un'autentica bestia nera per la squadra isolana, avendo sempre vinto i confronti di regular season stagionali, a parte la competizione di Coppa. La conferma arriva da Daniela Ribeiro, il portiere portoghese del Sydney, autentico protagonista della gara d'andata con alcuni interventi decisivi. Non si può assolutamente sbagliare, domani è tutto per tutto e sappiamo che dobbiamo fare tutto quello che sappiamo che possiamo in una partita perché finisce la stagione o continuiamo la stagione. Giocare senza patemi un confronto da deboli di cuore, ma con tanti scenari possibili. Questi gli ingredienti per superare il turno per centrare l'approdo alle semifinali scudetto. E tante volte la reazione nostra non è la migliore, diciamo, al risultato negativo. Penso che è il momento giusto per andare avanti, per capire che dobbiamo essere più forti di un risultato negativo e che ce la possiamo fare. Ce l'abbiamo già fatto pure contro di loro. Cosa servirà dunque? Domani servirà tanta testa, tanto equilibrio di squadra, tanta calma soprattutto, perché si sa che sarà una partita dura, non sarà facile, non sarà una partita fluente, diciamo, di quelle che ci piacciono, però con calma e con unione, diciamo che. Calcio d'inizio alle ore 15, arbitreranno la gara i signori Stefano Zanchi di Lovere e Alessandro Ribaudo di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook con collegamento a partire dalle 14:45. E allora vedete, non mancano appuntamenti di grande tensione da dentro o fuori nel weekend, appuntamenti che saranno come di consueto offerti da direttasport.it live in diretta streaming sul vostro smartphone. Ringraziando per le immagini la M-Video Image, parliamo adesso della nostra nuova rubrica, una rubrica dedicata allo sport dilettantistico. Abbiamo pensato di aprire delle piccole pillole con Enrico Mercurelli, esperto di fiscalità nello sport dilettantistico. Andremo ad affrontare diversi temi. Iniziamo da quello relativo alla qualifica di associazione sportiva dilettantistica. Enrico Mercurelli. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un proliferare di norme di carattere amministrativo e di norme di carattere tributario nel settore sportivo dilettantistico. Ora si tratta di entrare un attimo nello specifico per dare un aiuto ai dirigenti sportivi nel dimenarsi in queste nuove acque tributarie che riguardano l'associazionismo sportivo dilettantistico. Facciamo subito una premessa: per qualificarci
sport dilettantistico abbiamo bisogno di alcuni riconoscimenti. Quindi abbiamo due tipi di attività adesso da esaminare: un'attività formale di costituzione e un'attività sostanziale di riconoscimento. Parliamo subito della Costituzione. Con il decreto legislativo 460 per la prima volta abbiamo la formalità nella costituzione di un'associazione sportiva. Quindi la costituzione di un'associazione non viene più in maniera orale come avveniva prima con l'applicazione dell'articolo 10 della Costituzione, ma abbiamo bisogno di una forma scritta, di un atto per il quale alcuni comparenti, quindi alcuni potenziali associati, alcune persone fisiche decidono di costituire un'associazione e decidono di perseguire una finalità sportiva dilettantistica. Subito una premessa: non dobbiamo soltanto elencare una serie di nominativi all'interno dell'atto costitutivo, dobbiamo obbligatoriamente fare in modo che nel nostro atto costitutivo e nel nostro statuto compaiano alcune clausole che le norme tributarie considerano obbligatorie per poterci qualificare associazione sportiva dilettantistica. La prima: dobbiamo proprio specificare nella ragione sociale, quindi nel nome dell'associazione, che siamo un'associazione sportiva dilettantistica, potendo anche usare l'acronimo molto più conosciuto nel gergo popolare di ASD. Quindi saremo associazione sportiva dilettantistica, ad esempio Piccopallo, con sede e luogo da definire attraverso gli accordi degli associati, però è importante che qualifichiamo da subito il nome. La mancata indicazione di questo termine comporta o potrebbe comportare un elemento pericoloso del disconoscimento della società. Allora, questa è la nostra prima pillola dedicata al mondo dello sport dilettantistico. Nella puntata successiva andremo ad affrontare quelli che sono gli elementi costitutivi, ma affronteremo tanti altri temi particolarmente delicati: il concetto di no profit, i costi relativi alla costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica. Come sapete, Diretta Sport nasce come sua mission per la promozione dello sport dilettantistico. Allora, speriamo di farvi davvero cosa gradita anche in questo senso. Andiamo a chiudere questa puntata di Diretta Sport News andando a vedere quello che è il palinsesto che vi offriremo nel weekend. Si inizia domani alle ore 15 con la nostra diretta sulla pagina Facebook Diretta Sport Live TV. Si parla di calcio a 5, i quarti di finale di ritorno della Serie A femminile Elite. L'Icnusa Sydney ospiterà Breganze e dovrà provare a ribaltare il 3-2 subito all'andata. Domenica 7 maggio sarà il grande giorno del Sustentus Estu, che proverà a chiudere con la conquista della salvezza la sfida, il braccio di ferro con la Tramarossa Vicenza. Una sola soluzione per la formazione di Marco Sassolo, quella di vincere al Palamellano di Sestu, e saremo, come detto, ad Arzachena per raccontarvi, speriamo, la grande festa degli Smeraldini, ma come al solito a partire dalle ore 21 sulla nostra pagina Facebook, su direttasport.it, sul nostro canale YouTube, tutti gli highlight della Serie D di calcio, con particolari riflettori accesi anche sul Muravera e sulla Torres. Allora è tutto per questa puntata di Diretta Sport News. Ringrazio per la parte tecnica del nostro Andrea Marongiu. A tutti voi l'augurio di una piacevole serata.